per parlare delle proprie panchine. Torresan in panchina Istrana, coach Fabio Viale nella panchina di Bolzano. Arriva ora l'urlo delle ospiti in tenuta rossa. Nel frattempo andiamo a introdurre e presentare i due direttori di gara. Il primo arbitro Santini, Nicolò di Padova, e secondo arbitro Lo Spiero di Castelfranco Veneto, Treviso. Arriva ora l'urlo di Istrana e il quintetto già in campo per Bolzano, con Bernardoni, Ruocco, Cela, la numero 3 Petronio e l'ultima numero, adesso vediamo se riusciamo a intercettare la numero 14 Del Balzo. Saluto con i direttori di gara. Il quintetto per Istrana invece vede in campo Bertoldo, Zanni, Favaretto, Bigliato e Perocco. Qualcosa da rivedere, infatti la canotta di Mingardo, che aveva messo invece la divisa della compagna Ruocco, dopo questo scambio last minute tutto pronto per la palla 2 e allora inizia Istrana Bolzano con il primo pallone di colore rosso per le ospiti, con Cela. La finta di consegnato, prova ad andare da sola, lo scarico fuori, la penetrazione Del Balzo che poi si ferma, va con il passo e tiro, arriva il contatto falloso di Perocco, quindi primo fallo, primo giro da lunetta per Bolzano. Primo libero buono per la numero 14. Il secondo invece va fuori dal canestro, la Bertoldo servita da Perocco che lascia il pallone per poi farsi vedere. Il passaggio però viene anticipato, allora contropiede dall'altra parte per Petronio, che decide poi di tornare fuori. Il pallone poi per Bernardoni, che cerca lo scarico in angolo per Cela, che invece aveva tagliato, non si capiscono le due compagne, allora palla persa e altro possesso per Istrana. Bertoldo, stesso schema per Perocco, consegnato per Favaretto che va fino in fondo, trova un'autostrada, la prende tutta, primi 2 punti per lei. Allora dall'altra parte Mingardo, il consegnato poi per Cela, va in penetrazione anche lei, gli sporca il pallone Favaretto, brava però la numero 10 a mantenere il controllo e trovare 2 punti. Dall'altra parte Perocco, anche lei fino in fondo con la sinistra, tabellone che non l'aiuta, si va veloci. Dall'altra parte Mingardo a 3 punti, niente da fare. Perocco, Bertoldo alza subito la testa, si alza ora subito il ritmo, si va da una parte all'altra. Bigliato, canestrone della numero 11, aprono le danze Bigliato e Favaretto, loro che hanno segnati rispettivamente 17 e 18 nell'ultima a Montecchio. D'altra parte però Uguale risponde subito con il pareggio, arresto e tiro dalla media distanza. Petronio, secondo ferro per lei, poi Bertoldo, passaggio molto difficile, intercettato. Dall'altra parte altra occasione per Petronio, stavolta a 3 punti, niente a fare, si lotta a rimbalzo, la lotta la vince Bigliato, che poi però ha troppa fretta nel servire Zanni, un po' di confusione negli ultimi possessi e un po' di fretta per Istrana.
Qui il movimento di Cella, riapertura, Mingardo si arresta bene, trova un bel canestro. 4-5 dopo poco più di 2 minuti e mezzo di gioco. Bertoldo arresta il palleggio, però le dà una mano. Favaretto pensa anche al tiro, va invece in penetrazione, arriva lo scarico in angolo per Zagni. Eccola qui Marta Zagni, prima tripla di giornata da numero 40. Allora Cella, Mingardo si torna fuori, fa girare dall'arco Bolzano, spazio anche per il tiro, non lo prende Bernardoni, si va dentro e bel canestro, bel movimento in post basso per Del Balzo, nonostante la buona difesa di Perocco. Dall'altra parte Favaretto, palla per Bertoldo, si fa vedere anche Zagni, vediamo se viene servita ora, la palla era per Bigliato che ha tagliato forte, palla però lunga, allora Favaretto pochi secondi sul cronometro, trova spazio per il tiro, niente da fare, allora contropiede dall'altra parte c'è la velocissima, ma Favaretto è pronta, sporca il pallone, poi altro movimento in penetrazione, la virata, niente da fare per Petronio, ma il pallone buono ancora per Bolzano con finta di consegnato, rischio anche di qualche infrazione, prima accompagnata poi passi, poi tutti per terra. La regola Freccia dà ragione a Istrana e quindi il possesso torna alla squadra di coach Torresan, che manda in campo per la prima volta nella sua partita Zanatta al posto di Perocco. Allunga la difesa Bolzano in questo frangente col pressing su Favaretto, ne esce molto bene la numero 22, pallone per Zanatta, palla fuori, Zagni, penetrazione, finta, movimento sotto canestro, tiene il perno, canestrone qui di Marta Zagni, che dimostra di avere capacità di segnare punti non solo dall'arco ma anche sotto canestro. Qui arriva tardi dal blocco Bigliato, c'è la prova ad andare a rimbalzo, niente da fare, Bertoldo, le viene sporcato il possesso ma si arriva comunque da Zanni che aspetta le compagne, poi Zanatta, bel movimento il suo, non riesce però a sfondare, trova comunque il pallone dopo averlo perso per un attimo e trova 2 punti importanti per mettersi in ritmo in un tiro che poteva sembrare facile ma non lo era. Allora c'è da chiamare lo schema, palla fuori per Mingardo da 3 punti, niente da fare, il taglia fuori di Favaretto che porta a casa una serie di contatti, l'ultimo falloso è di Petronio. Allora, primo fallo anche per Bolzano. Minuti di pausa, time out chiamato da coach Viale, che forse ha visto prendere un po' di ritmo a Istrana in questi ultimi possessi con i canestri di Zagni e Zanatta sotto canestro. Ritmi molto alti nonostante qualche sbavatura da entrambe le parti, con le due squadre che provano a correre veloci dall'altra parte una volta conquistato il pallone. Istrana, come abbiamo detto, ha vinto l'ultima fuori casa a Montecchio, invece l'ultima in casa è stata la sconfitta contro la Reggio Venezia, ma Istrana comunque ha messo in campo un'ottima prestazione, sfiorando comunque la vittoria contro una squadra molto giovane, molto preparata. Situazione in classifica uguale per le due squadre che si ritrovano nel gruppone di chi ha vinto 2 partite su 5. Ovviamente molto presto per guardare la classifica, con per ora Marghera, Team Up e San Marco davanti
con 8 punti, team up che oggi ha perso contro Cusignaco, quindi già primo risultato imprevedibile della giornata. Si torna allora in campo qui al palazzetto Gibeppi, pallonetto di Istrana con Zamuner e Rossetto in campo. Eccole qui le due che però non riescono a scambiarsi il pallone. Zamuner commette fallo su Cela e Gasparini al posto di Bigliato. Bernardoni, movimento di Cela, non si capisce con la compagna, brava Rossetto ad arrivare prima sul pallone. Allora Bertoldo, palla dentro per Zanatta, virata, bel movimento di Gasparini, bel taglio e bel passaggio di Zanatta. Il capitano però non riesce a concludere con la sinistra. Dall'altra parte in transizione ci prova Bolzano, niente da fare, allora si torna veloci dall'altra parte con Zamuner che aspetta l'arrivo delle compagne, si fa vedere Bertoldo. Zamuner vuole mettersi in proprio, poi trova lo spazio per servire Zanatta, riapertura in angolo, Gasparini, il tiro, niente da fare, rimbalzo di Zanatta, semigancio di sinistro. Una sequenza di belle giocate della numero 23. Anche lei arriva da un'ottima prestazione contro Montecchio. Dall'altra parte Mingardo con un po' di spazio a 3 punti, percentuali ancora basse dall'arco per Bolzano, in qualche modo riesce ad arrivare dall'altra parte Istrana. Passaggio lungo di Zamuner, extra pass per Bertoldo, tiro corto, si va da una parte all'altra con grande velocità in questo momento. Tanto spazio per la tripla, ma non lo sfrutta Bernardoni. Qui si addormenta un po' la difesa di Istrana, sia sul tiro dal numero 8 che poteva anche andare benissimo in penetrazione per un lay-up facile, ma anche su 2 rimbalzi che fatica a gestire ora Istrana. Stoppata di Zanatta, poi smanacciata di Rossetto. Coach Toresan chiama più attenzione in difesa in queste piccole cose. Rischiato più volte di concedere un canestro piuttosto semplice o comunque un tiro molto aperto Istrana a Bolzano. Primi minuti in campo anche per Zanet. Per Istrana qui subito deve uscire sulla penetrazione, il tiro a 3 punti molto corto finisce sul volto di Zanatta. Quindi altri 14 secondi per Bolzano. Cenno di ok dal numero 23 al proprio allenatore. Cela si fa vedere lei, palla ancora fuori dall'arco, pick and roll, prova ad andare dentro Ruocco, niente da fare, arriva la penetrazione ma non finalizzata di Del Balzo. Allora Zanet molto brava a gestire questo pallone con lucidità. Allora Zanatta si torna ancora dal numero 24, pick and roll con il centro, va dentro il floater, niente da fare. Bella giocata comunque della 2010, che poi torna anche, scippa il pallone all'avversaria. Grande giocata anche difensiva dal numero 24. Qui parte in penetrazione Rossetto, trova il fallo della difesa, si autoaccusa subito Mingardo e primi minuti di riposo per lei. Al suo posto subito in marcatura di Gasparini al numero 17 Doliana. Rossetto, movimento di Zamuner, palla per lei, si capiscono le due. Zamuner finalizza la rimessa targata coach Toresan, primi 2 punti anche per il numero 8. Allora dall'altra parte ancora Bernardoni, la palla è per Doliana, il consegnato poi per Ruocco. Bernardoni si va fuori ancora da 3 punti, il tiro anche stavolta rimbalza un paio di volte sul ferro. Allora Zamuner veloce dall'altra parte, vediamo se pensa al tiro, ci pensa per un attimo, poi
trova l'aiuto di Perocco, che vediamo se va da sola, si mette in proprio, cerca anche il tiro di tabella, ma è arrivato prima il fallo della difesa. Mi ha rimesso sotto canestro per Rossetto, e Istrana che può allungare ora 8 i punti di differenza tra le due squadre. Istrana che sta difendendo bene e anche attaccando comunque con lucidità e continuità. Qui palleggio, arresto e tiro da 3 punti per Rossetto, si lotta a rimbalzo, la meglio stavolta ce l'ha. Allora dall'altra parte ancora il numero 14 del balzo, pallone per Bernardoni, la chiude bene in raddoppio Gasparini, ancora del balzo, la riapertura e tiro da 3 punti, non arriva però la prima tripla di giornata per Bolzano, che non riesce a sbloccarsi dall'arco. Allora dall'altra parte si fa vedere Zamuner, pallone impreciso però per Perocco, ancora è ancora lei la prima ad arrivare sulla palla vagante, chiama lo schema, il consegnato, pick and roll, tiro, la stoppata di Zamuner che poi va veloce dall'altra parte, vede la compagna Perocco, extra pass per Rossetto, palla in e poi out, allora niente da fare, altro rimbalzo di Cela. Consegnato, pick and roll, si fa vedere ancora del balzo sotto canestro, servita ora, tenuta da Gasparini, capitano non molla, raddoppiata anche da Zanet, difesa però fallosa, non su azione di tiro. Terzo fallo anche per Istrana, primo quarto che è andato via in modo molto scorrevole, solo 6 falli per le due squadre. Allora, 11 secondi per andare al tiro e per chiudere questo primo quarto, palla Bolzano, tiene bene Istrana che concede solo un passaggio lungo, poi c'è la riapertura, prova ad andare dentro Bernardoni, niente da fare, prende anche il rimbalzo, ancora il ferro, dire di no. Allora termina qui il primo quarto tra Curis Istrana e pallacanestro Bolzano con un punteggio molto basso di 15-7, segno comunque di una grande difesa da parte di Istrana che è entrata bene in partita, segnando comunque buoni canestri e concentrandosi molto in difesa, subendo solo 7 punti, ancora a 0 la quota di triple di Bolzano che non è riuscita a incidere dall'arco, sbagliando alcuni tiri anche aperti, e ora il più 8 di Istrana che deve sicuramente continuare su questa strada. Il discorso di Coach Viale abbastanza agitato in questo momento, volume molto alto, sicuramente non è contento della prestazione dell'approccio alla partita delle sue ragazze, molto più pacato dall'altra parte del coach Torresan. Squadre già pronte a entrare in campo nonostante i 50 secondi ancora che devono ancora scorrere sul cronometro per poter ricominciare a giocare. Quintetto per Bolzano identico a quello che ha terminato il primo quarto. Per Istrana invece primi minuti in campo per Chiapperini insieme a Zanet, Rossetto, Zamuner e Perocco. Primo possesso per Bolzano, Ruocco sul pallone. Bisogna attendere ancora un paio di secondi, arriva ora il suono della sirena. Fischio dell'arbitro, allora si ricomincia con il possesso per Bernardoni,
consegnato ancora per lei, tiene bene Zanet, altra finta di consegnato, l'ha fatto spesso questo movimento Bolzano, arriva il fallo di Rossetto e quindi giro dalla lunetta per la numero 17. Inizio di quarto identico a quello del primo, con giro dalla lunetta per Bolzano, primo tiro sbagliato, parte dal numero 17. Il secondo invece è buono, 15-8, primo punto del secondo quarto è delle ospiti. Qui Zanet ha spazio forse anche per il tiro, invece aspetta il taglio di Zamuner, blocco di Perocco, Zamuner, scarico per Zanet, palla rischiosa, numero 24, vediamo se si inventa qualcosa lei, palla per Perocco, tanto spazio da 3 punti, tripla lunga, rimbalzone di Zanet, allora Zamuner che prova ad andare in penetrazione, ma altro scippo di Zanet che si fa vedere anche in difesa quest'oggi. Bella gestione del pallone per lei, poi riapertura per Zamuner che fa saltare la difesa, arriva poi però la stoppata. Però tante belle cose qui, soprattutto dal numero 24, la più piccola di Strana, ma che in tutte queste prime 6 partite di campionato sta facendo vedere ottime cose senza avere paura di sbagliare. Qui errore di Zamuner che non trova le mani di Perocco, allora veloce dall'altra parte c'è il consegnato per Dogliana, poi Petronio fino in fondo non trova il canestro, allora Zanet veloce dall'altra parte del taglio non servito di Rossetto, bravo anche a gestire i tempi al numero 24, arriva ora Rossetto a farsi dare il pallone, penetrazione centrale, va fino in fondo, non trova il canestro con fallo, trova il contatto falloso, quindi 2 tiri liberi per lei. Fuori Zamuner, dentro Zagni. Buono il primo libero di Rossetto. Il secondo invece fuori, allora Cella che vede per un attimo Mingardo in posizione di fuorigioco, non la serve però, tutta da sola nell'altra parte del campo, prova a mettersi in ritmo dal palleggio ancora Ruocco, ma il primo ferro dice di no, poi rimbalzo l'ultimo tocco ancora di Petronio, allora possesso che torna in Strana. Rivediamo in campo Favaretto al posto di Rossetto, Zanet a portare sul pallone, movimento proprio dal numero 22, si viene invece a destra da Zagni, si fa vedere Favaretto, spalla a canestro, poco spazio per lei, riapertura, extra pass per Perocco, pallone però sui piedi, allora Chiaperini finta da 3 punti, prova con il palleggio e il tiro sempre dall'arco, niente da fare, poi bella lettura e l'intercetto di Favaretto che non riesce a tenere il pallone in campo, concede solamente rimessa laterale. Allora Cella su di lei Favaretto, Cella da dietro il blocco, ancora 3 punti, niente da fare, a rimbalzo però c'è ancora Bolzano, anticipa tutti Ruocco con la sinistra, trova 2 punti importanti, un momento difficile per entrambe le squadre per andare al segno. Allora Zani, tanto spazio da 3 punti, stavolta la tripla è lunga, sporca il pallone al rimbalzo Chiaperini, non riesce però a gestirlo, allora Ruocco, Chiaperini su di lei, Mingardo, difesa sul pallone di Favaretto, non cambia sul blocco, fa bene, poi a rimbalzo Perocco
smanaccia per Zanet, palla però imprecisa per Chiapperini, qualche errore evitabile di troppo. Mingardo va in penetrazione, arriva il fallo dal numero 24, 2 tiri liberi per la numero 9 di Bolzano. E giro di cambi per entrambe le panchine, dentro Bigliato al posto di Perocco dai partiti di Strana, fuori invece Dogliana e Ruocco per Bolzano, in campo Arervo e Bernardoni. Mingardo segna il primo libero. Segna anche il secondo con pizzico di fortuna, quindi 5-1 il parziale di Bolzano, che torna sotto a 4 punti. Zanni, movimento di Zanet, vista e servita, non si mette in proprio, va in punta da Chiapperini, pochi secondi per andare al tiro. Chiapperini, passo e tiro, riapertura, Zanni da 3 punti, niente da fare. Si sono notevolmente abbassate le percentuali per Istrana in questo secondo quarto. Vediamo se ne approfitta Bolzano con Mingardo, finta di consegnato, ancora stavolta capisce tutto Bigliato, sbraccia anche un po' il numero 8 Bernardoni. Brava il numero 11 a leggere l'azione, un gioco che avevamo già visto da Bolzano, e il coach Torresano ferma tutto col time out. Un momento di difficoltà per Istrana, soprattutto dal punto di vista realizzativo, un punto in 3 minuti e 39 secondi, peraltro arrivato dal libero di Rossetto. Sta comunque tenendo bene in difesa, concedendo solo 5 punti. Vediamo se questo minuto di pausa può far bene alle ragazze di coach Torresana per riprendere un attimo fiato. Attacco che comunque è notevolmente migliorato rispetto alla scorsa stagione. Dopo 5 partite l'anno scorso Istrana aveva segnato 245 punti, quest'anno siamo già a quota 329, quindi una notevole differenza, con 65,8 di media, e quarto attacco di tutto il campionato. I numeri invece per quanto riguarda la difesa sono abbastanza simili, con 325 punti subiti l'anno scorso, 328 quest'anno. Tutto pronto per tornare a giocare, con Bolzano che ha 11 secondi per andare al tiro con la rimessa da sotto canestro. Qui il tiro è proprio della neoentrata Arervo, che al primo pallone toccato fa muovere la retina, quindi si torna a un possesso di differenza tra le due squadre. Zanatta si fa vedere Favaretto, pallone sporcato da Cela, Favaretto si lamenta anche del contatto su di lei, il fallo però è il suo. Il possesso che torna a Bolzano, il primo fallo di giornata per il numero 22. Cela chiama lo schema, arriva però l'intercetto di Bigliato che va veloce in contropiede. Cela commette fallo, non riesce a trovare il canestro Bigliato, 2 tiri liberi per lei. Bella giocata difensiva per andare in contropiede. Primo libero buono per la numero 11. Buono anche il secondo, 2 su 2, in un momento in cui Istrana sta facendo fatica a segnare importanti questi 2 liberi per fermare il parziale di Bolzano. Qui difesa sul pallone di Zanni, pick and roll, riapertura a sinistra, c'è la punta
Favaretto, poi arriva il cambio di Bigliatto, il tiro non trova il fondo della retina, rimbalzo di Zanatta, poi Zanet finisce però per perdere il pallone, ma sbaglia un gol a porta vuota Cela, che grazie a Istrana allora la numero 24 può riportare sul pallone, parla per Zanatta, aspetta il taglio prima di Bigliatto, poi di Favaretto che in reverse non trova il fondo della retina, trova solamente il fallo della numero 10. Allora 2 tiri liberi per la 22 di Strana. Favaretto che viaggia a una media di 13.8, 69 punti in 5 partite. Buono il primo libero. Buono anche il secondo, 2 su 2 anche per lei. E Istrana che ritrova 2 possessi pieni di vantaggio grazie ai liberi di Bigliatto e Favaretto, soprattutto grazie a una ottima difesa anche in questo quarto. Qui Mingardo, riapertura da 3 punti, non si sblocca Bolzano, l'ultimo tocco è di Cela che però salva il pallone, poi penetrazione, virata, raddoppio di Bigliatto che funziona, poi Mingardo da 3, cortissimo, altra grande difesa di Istrana e altro tiro sbagliato da 3 punti per Bolzano. Minuti di riposo per Zanet, torna in campo Bertoldo, qualche minuto di riposo anche per Cela, primi minuti in campo per la numero 13 Salviato. Bertoldo subito a farsi vedere e portare sul pallone. Movimento di Favaretto che però non viene servita in un secondo momento, si fa vedere anche Zanatta, chiama il movimento Favaretto che poi si mette in proprio, un tiro difficile cadendo, sfortunato però perché il pallone corre sul canestro per poi uscire. Allora dall'altra parte Bolzano, brava Bertoldo a impedire il contropiede, allora Zagni con la difesa non convinta, qui la numero 40 del fischio arbitrale, comunque era avvisato un contatto falloso. Quarto fallo per Istrana che entra in bonus, primo di giornata per la numero 40. Bernardoni, palla per Petronio appena tornata in campo, prende la linea di fondo, tiene benissimo Bigliatto del balzo, passo e tiro, Bigliatto va per rubare il pallone, contatto evidente, non è comunque convinta numero 11, convinta di aver preso il pallone. Allora 2 tiri liberi anche per del balzo e primo fallo anche per Bigliatto. Primo libero buono. Due su 2, quindi accorcia ancora Bolzano che rimane a 4 lunghezze di stacco, ma chiude il parziale di Istrana. Zagni, isolata qui a destra, arriva Favaretto, passaggio per Bertoldo, finta, crea separazione, il tiro però non entra, a rimbalzo l'ultimo tocco è di Zanatta, non riesce a sbloccarsi dal campo Istrana che deve tornare ancora in difesa. Petronio, sbracciata questa abbastanza evidente su Bigliatto, poi consegnato, va fino in fondo Mingardo, trova la penetrazione, 2 punti per tornare sul -2 e caricare anche la propria panchina. Favaretto, Zagni aspetta il movimento del compagno, si fa vedere Favaretto, rischia anche l'intercetto, passaggio non look per Bigliatto, niente da fare, però pallone che arriva a Zagni
altri 10 secondi per andare al tiro per Istrana. Qui Zanatta prova a mettersi in proprio, palla sporcata, poi Bertoldo, tanta confusione, secondi che passano, Bigliato che va al tiro però troppo tardi, era già suonata la sirena, possesso che non aveva cambiato colore, non è mai stato in possesso veramente del pallone Bolzano, un canestro che non è valido. Direttore di gara che chiama anche la pulizia del campo dopo questa azione confusa con 4 giocatrici a terra. È strano che in questo secondo quarto è il primo vero momento di difficoltà realizzativa di tutto il campionato, in realtà ancora a quota 5 con lo 0% al campo. Vediamo se si riprende la squadra di coach Torresan in questo finale di periodo. Nel frattempo Mingardo mette a referto 2 punti pesanti per la parità con una bella giocata personale. Allora Zanni pick and roll con Zanatta che si fa anche vedere sotto canestro, viene allacciata dalla numero 8 Bernardoni, che ha anche il coraggio di lamentarsi. In campo dall'altra parte l'altra, il numero 8 Zammunero al posto di Bertoldo, e rimessa per Rossetto, movimento di Favaretto, ancora la rimessa di Istrana, ancora la rimessa Torresan, si dispera la panchina di Bolzano che aveva già visto e chiamato la giocata, giocatrici che non sono state così attente. Dall'altra parte giocatona di Rossetto che prende sfondamento, poi nell'atterrare forse sbatte la testa per terra. Colpo sulla nuca per la numero 15. Anche il medico in campo per assicurarsi della salute di Rossetto, che qui lascia il campo accompagnata dall'applauso di tutto il pallaparonetto. Al suo posto per questo ultimo minuto e 57 secondi Bigliato. Ovviamente ci auguriamo che non sia niente per il numero 15. Ora ghiaccio in testa per lei, che sembra comunque abbastanza tranquilla, rassicura il medico. Si torna però in campo con Favaretto, chiama il pick and roll di Zanatta che va ora in area. Bigliato, penetrazione, prova ad andare al tiro, non ce la fa. C'era anche lo scarico per Zamuner non visto, poi raddoppio su Del Balzo che però ne esce bene. Allora Mingardo linea di fondo, palla dentro per il taglio di Del Balzo, bel canestro questo di Bolzano che rimane appaiata. 22-22, entrambe squadre in bonus. Favaretto, finta di passaggio, poi Zanatta, consegnato per Favaretto, le sfugge la palla, poi spazio per il tiro di Zanni, rimbalzo, Zanatta, fallo su di lei, e invece no, infrazione di passi. Infrazione di passi di Zanatta, la veduta dal direttore di gara, sembrava un contatto abbastanza evidente con Zanatta che è stata spostata di almeno 1,5 metri. Ma comunque si torna a giocare con Petronio. Penetrazione, tiene il perno, poi un po' di confusione, altro fallo. Ora fischio abbastanza particolare questo, visto anche il metro che è stato utilizzato dall'altra parte. Risparmia questi 54 secondi di gioco a Bigliato coach Torresan. Torna in campo Capitan Gasparini. Nel frattempo arriva il sorpasso di Bolzano con Bernardoni che segna il primo tiro libero, segna anche il secondo.
quindi torna in campo Cela per questo minuto scarso di gioco. Chiama la pressione coach Viale, Zagni però ne esce bene, allora Favaretto dall'altra parte, Mingardo su di lei, chiama il pallone Zanatta, riceve ora, consegnato per Zagni che ha linea in penetrazione, va fino in fondo, non riesce però a concludere, allora c'è la veloce dall'altra parte, su di lei Favaretto, costringe al numero 10 a tornare indietro, poi Zagni scippa e recupera il pallone, allora Zamuner aspetta l'arrivo delle compagne, blocco per lei di Zanatta, Zamuner, riapertura, Favaretto, altra penetrazione, tiro su una gamba, corto, rimbalzone di Zanatta, su di lei Petronio, tiene il pallone troppo basso al numero 23, in questo caso Mingardo, passaggio per Dal Balzo, il tiro è buono, allora termina così il primo tempo di Curi Istrana pallacanestro Bolzano. Istrana che era partita molto bene nel corso del primo quarto, poi molta difficoltà a segnare nel corso del secondo periodo e anche qualche distrazione di troppo in difesa. Si va quindi all'intervallo lungo con il punteggio di 22-26 per le ospiti. Noi allora ci rivedremo qui sempre dal palazzetto Gibeppi Paronetto di Istrana su Sting Sport per il secondo tempo tra 10 minuti.
Rieccoci, bentornati su Streaming Sport dal palazzetto Gibeppi Paronetto di Istrana, dove sta per terminare l'intervallo della partita tra Curis Istrana e Pallacanestro Bolzano, sesta giornata del campionato di Serie B femminile, con il punteggio sul 22-26, Bolzano che ha recuperato gli 8 punti di differenza maturati nel corso del primo quarto che è terminato su un punteggio di 15-7, con Istrana che aveva approcciato molto bene la partita in entrambe le fasi, trovando con continuità il canestro e difendendo bene le avversarie che hanno avuto una percentuale nel corso di tutto il primo tempo molto bassa da 3 punti, ma nel corso del secondo periodo hanno trovato molta più fiducia, hanno chiuso molto meglio in difesa, concedendo un solo canestro al campo a Favaretto per Istrana, recuperando poi lo svantaggio e superando la squadra di casa. Primo possesso, ricomincia la partita, palla per Favaretto, su di lei Mingardo, si fa vedere anche Rossetto, il blocco di Perocco, palla dentro per il numero 10 che prova con un tiro difficile, rimbalzo però il suo, allora Rossetto prende linea in fondo, virata, mano destra, niente da fare, rimbalzo di Petronio, primo attacco del secondo tempo che non ha portato a canestro per Istrana, allora consegnato ancora per Petronio, Mingardo. Favaretto rimane su Cella che trova però lo spazio per la penetrazione, va fino in fondo, segna 2 punti del +6. Allora Bigliato, palla per Perocco, distante dal canestro riceve Favaretto, poi Zagni che attende il movimento di Perocco, arriva ora il blocco, Zagni, arresto, passaggio per Bigliato, deve andare al tiro Istrana, un solo secondo sul cronometro, termina ora il cronometro dei 24. Altro possesso gestito non bene da Istrana, che porta alla palla persa, lo scadere di questi 24 secondi. Allora dall'altra parte prova ad allungare ancora Bolzano, momento già importante della partita questo, con Petronio che non riesce a sbloccare le sue da 3 punti. Allora Zagni, sempre in posizione di guardia sinistra, con il movimento dentro l'area di Rossetto, si fa vedere poi Favaretto che torna fuori, attacco un po' bloccato questo di Istrana, Favaretto deve inventarsi qualcosa, cerca il contatto, trova lo spiraglio per il tiro, poi ha qualcosa da ridire per i vari contatti. Comunque l'importante sono i 2 punti per sbloccare le sue. Dall'altra parte Mingardo, passaggio per Petronio che cerca la linea di penetrazione, non la trova però tanto spazio per il tiro dalla media che però finisce lungo. Allora Bigliato, bella giocata la sua, Rossetto fino in fondo, arriva la sporcatura di Bernardoni sul pallone, quindi rimessa sotto canestro per Istrana e 17 secondi per andare al tiro. Perocco, palla lasciata a Zagni, arresto, passo, tiro, tabellone che però non le dà una mano, la smanacciata sul rimbalzo è fallosa, allora fallo per Zagni, secondo della sua partita, e match che riprenderà con la rimessa a fondo campo di Cella, scambia il pallone con Del Balzo, su di lei sempre Favaretto, palla per Mingardo, palleggio, adesso tiro da 3 punti difficile che però sfiora la tripla, a rimbalzo c'è Petronio, bello scarico per Cella, arriva il fallo di Favaretto, 2 tiri liberi per il numero 10. Cambio per Coach Torresan, fuori Zagni, dentro Zamuner. Primo libero buono.
il secondo è buono, anche il secondo, 2-2 quindi per il numero 10. Si torna sul +6 per Bolzano, portare sul pallone per Rocco, poi Favaretto, si fa vedere Rossetto che però non viene servita, allora viene servita in un secondo momento per Rocco, pochi spazi per Istrana, prova a crearselo Rossetto con il tiro che però non centra il bersaglio, allora veloce dall'altra parte c'è la fine in fondo, bella giocata questa in contropiede dal numero 10, massimo vantaggio +8 per Bolzano, allora Rossetto, Favaretto non va al tiro, scarico per Zamuner, bella giocata qui della numero 22 che trova la compagna da sola sotto canestro, non può sbagliare al numero 8, 2 punti per tornare sul -6, momento di difficoltà di Istrana che deve resistere. E il fallo in attacco, mini episodio questo con Petronio che commette fallo su Bigliatto, brava a rimanere sul proprio attaccante, portare a casa un possesso che può essere utilissimo per accorciare le distanze e per dare anche una scossa a livello mentale. Torna in campo Bertoldo e anche Gasparini al posto di Rossetto e Perocco, qualche centimetro in meno quindi per Istrana. Bertoldo fa girare il pallone, palla per Zamuner che si mette in proprio, finta, riapertura, extra pass, Bigliatto da 3 punti, va anche a rimbalzo, nel frattempo sotto canestro contatti vari tra Mingardo e Zamuner, la numero 8 porta a casa il fallo e quindi altri 14 secondi per andare al tiro. Numero 9 quindi costretta al cambio, invece no, cambiata del balzo, secondo fallo per Mingardo. Vediamo se anche il conteggio dei falli si alzerà in questo secondo tempo, abbastanza basso nel corso del primo. Qui Bigliatto servita da Zamuner, non riesce a trovare il canestro neanche nel secondo tentativo, Zamuner però prova a dar quantomeno fastidio a rimbalzo, niente da fare, si arriva comunque da Mingardo, sporcatura di Gasparini, palla dentro, il tiro molto corto di Bolzano, palla però poi recuperata prima da Bolzano, poi da Bigliatto che può andare fino in fondo, trova anche il contatto però non falloso, arriva ad aiutare Favaretto, poi ancora Bigliatto una seconda volta, trova 2 punti essenziali qui per Istrana con tanta cattiveria, tanto agonismo e voglia di segnare. Qui però bel canestro di Dogliana che si crea lo spazio per il tiro dalla media distanza, lo segna riportandosi sul +6. Zamuner dall'altra parte, su di lei c'è Bernardoni che non le dà vita facile, trova lo scarico per Bigliatto, poi Favaretto con spazio anche da 3, fuori Bigliatto da 2 punti, non trova il canestro, trova le mani di Cella che va veloce dall'altra parte, Bertoldo commette fallo con Torresan che chiama il fallo a commettere qualche metro prima e non su azione di tiro, e di conseguenza chiama anche il minuto di time out. (28:34) con 4 minuti e 44 secondi da giocare. 3 falli per Istrana, 2 invece per Bolzano, che sicuramente ora ha l'inerzia della partita a suo favore. Vediamo se la sfrutterà o se arriverà la reazione che ci aspettiamo da Istrana subito dopo questo time out anche abbastanza energico di coach Torresan. Come dicevamo in apertura, situazione di classifica uguale per le due squadre che hanno ottenuto 2 vittorie su 5 partite.
e sono nel gruppone composto da San Bonifacio, Bolzano, Conegliano, Lupe, Istrana e Muggia. Queste sono le squadre a 4 punti, poi sotto di loro ci sono Casarsa e Pordenone a 2, Schio, Fanalino di Coda ancora a 0. Ovviamente classifica ancora molto corta. Vediamo se già da questa giornata e da questa partita i risultati ci daranno una visione, diciamo, anche più complessa della classifica. Nel frattempo Cella fa 1 su 2 ai liberi, Zanatta brava a recuperare il rimbalzo e consegnare il pallone a Zamuner. Movimento di Bertoldo, palla però per Zanatta, con Zamuner che si allaccia con Bernardoni. Dall'altra parte Mingardi fino in fondo, cerca il fallo, non arriva il fischio dell'arbitro, contatti su Zanatta, nessuno ravvisato, altro contatto su Zamuner, arriva ora il fischio del direttore di gara, terzo fallo per Mingardo. Vediamo se può essere un tema anche questo della partita, con ancora 14 minuti e 14 secondi da giocare al termine. Movimento di Favaretto, palla invece per Zanatta che riesce a ricevere sotto canestro, segna 2 punti per il meno 5, 3-0-3-5, situazione del punteggio con Bertoldi in difesa sul pallone, spazio però per la tripla e doveva arrivare prima o poi la tripla di Bolzano a segnarla al Ruocco. Momento ideale questo per muovere la retina dall'arco. Bertoldo, palla per Zamuner, va anche lei da 3 punti, tabella, rimbalzo, Bertoldo, gancio, niente da fare, allora c'è la tanti contatti, ora è il livello di agonismo che si alza, con c'è da puntare la difesa di Gasparini, tiro sbilenco, Zanatta, bel rimbalzo, allora Zamuner che cerca veloce Gasparini, aspetta l'arrivo delle compagne, trova Favaretto, blocco per lei, contatto, va fino in fondo, fallo di Bernardoni. Solamente il primo della sua partita, nonostante tanti contatti. Giro di cambi per entrambe le squadre, tornano in campo Zanet e Rossetto per Istrana. Si riprenderà con una rimessa laterale e Bolzano che in questo momento entra in bonus. Rossetto, palla per Favaretto, non riesce ad agganciare il pallone, però c'è Zanet, lasciata un po' da sola dalle compagne, si fa vedere poi Zanatta, spalla canestro, Zanatta, gancio di sinistro, rimbalzoni di Favaretto che riesce a ripulire questo pallone, offrire una tripla con tanto spazio a Rossetto, poi Zanatta, contatti su contatti, nessuno fischiato. Allora dall'altra parte Bolzano, ancora tanto spazio da 3 punti e non sbaglia neanche stavolta, 2 su 2 negli ultimi 2 tentativi per Ruocco, allunga allora Bolzano, più 11. Istrana che sembra in totale difficoltà in questo momento anche contro l'aggressività e il ritmo delle ospiti. Qui Favaretto, passo, tiro invece no, passaggio, Rossetto, penetrazione, contatto falloso. Allora giro dalla lunetta per la numero 15, fallo è di Cela. Il secondo del suo match, invece no, il terzo, e Zanni che torna in campo per Gasparini.
Cambio fuori Ruocco, che ha dato sicuramente un apporto prezioso in questi ultimi minuti per Bolzano, con 2 triple molto pesanti. Qui Rossetto sbaglia il primo libero. Sbaglia anche il secondo, rimbalzo però l'ultimo tocco di Bolzano, brava Favaretto a dar fastidio e portare a casa comunque una rimessa sotto canestro. 14 secondi per il tiro di Strana. Movimento di Favaretto, poi Rossetto, palla sporcata, Zanet non ci arriva, Zanatta sporca ancora, brava anche Zanet. Ultimo tocco che per la dinamica dell'azione sembrava di colore rosso, non è così, allora allunga la difesa Strana, ma ne esce molto bene Bolzano. C'è la fine in fondo, Rossetto commette fallo, altri 2 tiri liberi per la numero 10. Ora fase della partita molto spezzettata. Vediamo il primo libero, buono per il numero 10 di Bolzano, buono anche il secondo, massimo vantaggio per Istrana, per Bolzano su Istrana, più 13, 1 minuto e 53 secondi da giocare. Istrana che sembra anche avere un attimo mollato il piede dall'acceleratore. Vediamo se troverà le forze per reagire. Sicuramente fino ad ora, tolto il primo quarto, è la partita più incolore di questo inizio di stagione per la squadra di coach Torresan. Qui Zanet prova a mettersi in proprio, palleggio, arresto e tiro, niente da fare, comunque tiro giusto per la numero 24, che poi torna anche veloce in difesa. Cambio lato di Cela, niente da fare per Bolzano in questo caso. Allora Zanet si fa vedere Rossetto, altri contatti su di lei, nessun fischio. Rossetto, palla per Zanni, pensa anche al tiro, ci ripensa, va da Zanatta, niente da fare, ancora marcatura molto stretta e perennemente al limite del fallo. D'altra parte la stoppata di Chiaperini, l'ultimo tocco di Bolzano, invece no, anche stavolta il fischio premia Bolzano, quindi cambio per Zanatta, dentro Perocco. 47 secondi da giocare. Metro orbitale abbastanza largo questo match, tanti contatti, soprattutto in questa fase. Bolzano con del balzo, palla rubata di Zagni, contatto falloso al numero 40. Ora qualche fischio, diciamo, un po' incoerente dal resto della partita. Del balzo segna il primo. Sbaglia invece il secondo, ultimo tocco è di colore rosso, allora rimessa per Istrana con Bolzano che vuole allungare la difesa e mettere pressione. Zagni, testa alta, porta sul pallone, si fa vedere Rossetto, vista e servita, Chiaperini con spazio, finta, va, alza la parabola e nonostante il contatto trova un canestro importante per provare a dare un minimo di fiducia alle sue, primo canestro del suo match.
Vediamo cosa ci regalerà questo ultimo possesso di terzo quarto con il rimbalzo di Perocco. Va veloce dall'altra parte Zanni, palla per Zanet, la tripla di Chiapperini molto corta, niente da fare, allora si chiude sul punteggio di 32-44 questo terzo quarto con Bolzano che ha allungato nuovamente su Istrana, rendendo ora molto dura la vita per le padrone di casa che nel corso degli ultimi 10 minuti dovranno quantomeno provare, tentare la rimonta. Abbiamo visto anche nel corso dello scorso anno che Istrana è capace sicuramente di accorciare le distanze, ma sicuramente deve cambiare qualcosa rispetto a quello che si è visto nel secondo e nel terzo quarto, perché l'approccio alla partita è stato sicuramente buono con un parziale di 15-7 nel corso dei primi 10 minuti, poi invece si è spenta un po' la luce con Istrana che ha segnato solamente un canestro al campo nel corso del secondo quarto, percentuali molto basse anche nel corso del terzo. Istrana che ha segnato molti punti all'inizio di questo campionato, ben 325, una media di quasi 66 punti, 65,8 per l'esattezza. Oggi solamente 32, sicuramente ci può stare una partita dove entrano meno tiri, ma è sembrato anche un attacco un po' più statico e proprio fatica ad andare al tiro, a trovare le linee di penetrazione, non riuscendo poi a tenere totalmente le giocate soprattutto di Mingardo e Cela. Prova comunque a sostenere le sue ragazze, il pubblico del Pallaparonetto. Tutto pronto per ricominciare la partita. Allora, tutto pronto, arriva il pollicione sulla parte del tavolo, si ricomincia e il compito per Istrana è molto difficile, recuperare 12 punti a una Bolzano che sembra essere in fiducia. Arriva qui la palla rubata di Chiapperini, vediamo se questo è di buon auspicio per questo ultimo quarto, e se si inizia così allora vuol dire che il Pallaparonetto può crederci. Palla rubata di Chiapperini e tripla di Favaretto che accende una piccola scintilla. Vediamo ora la difesa con Bolzano che prende la linea di fondo, arriva il raddoppio di Perocco, fallo della numero 10, si era imbucata in uno spazio con poca luce. Attacco di Bolzano che qui racimula altri 14 secondi per andare al tiro. Mingardo si fa vedere, però non viene servita, palla fuori, ancora Cela, si va poi in punta, niente da fare, rimbalzone solito di Chiapperini che deve stare attenta al ritorno difensivo. Si va da Favaretto, poi Perocco, penetrazione, poi Favaretto, vediamo se va da sola, si gira, trova spazio per il tiro, ha deciso di prendersi la squadra sulle spalle. 5 punti in poco più di un minuto, si accende il Pallaparonetto e Coach Viale, costretto al time out, accorcia subito le distanze Istrana. Ora 7 punti tra le due squadre e l'acuto di Favaretto di 5-0 che serve tantissimo in questo momento, non solo a livello di numeri e quindi di punteggio, ma anche a livello di testa, di voglia per Istrana, di ambiente per tutto il Pallaparonetto che si è acceso in questo momento.
subito pronto a tornare in campo Bolzano, arriva ora anche Istrana. Che deve dare continuità a queste giocate, sia le giocate più appariscenti, ossia sicuramente la tripla e il canestro di Favoretto, ma anche alle piccole grandi cose che poi ti fanno vincere la partita, come la palla rubata di Chiapperini e il rimbalzone di Chiapperini per poi andare dall'altra parte e lasciare il pallone alla numero 22 che qui sporca il possesso, non riesce a recuperare il pallone. Allora dall'altra parte spazio per Mingardo da 3 punti, tripla cortissima, altro rimbalzo di Chiapperini che però non riesce a tenere il pallone. Allora Perocco, palla per Rossetto, contropiede fino in fondo, numero 15, non riesce a finalizzare Chiapperini, altra giocata, poi le viene strappato il pallone dalle mani, sembra avere anche la peggio, poi Zanet non intercetta Mingardo, tiro difficile, rimbalzo ancora Bolzano, poi Perocco, ultimo tocco di colore rosso, un po' di confusione, ma in qualche modo ne è venuta fuori qui Istrana. Si rimane sul -7 per le padroni di casa con Zanet incaricata nel portare sul pallone. Allora Favaretto, ancora Zanet in angolo, blocco per lei di Perocco, Rossetto, penetrazione, scarico, Zanet da 3 punti, niente da fare, rimbalzo di Chiapperini, c'è la però alla meglio, un osso durissimo al numero 10 sotto le planche. Qui Mingardo fino in fondo, chiama il fallo, non le viene fischiato per una volta. Allora Favaretto dall'altra parte, penetrazione, scarico, Chiapperini da 2, niente da fare, si va da una parte all'altra ora del campo con molta velocità. Qui il tiro che però non viene segnato da Rervo, alzare il ritmo e anche un po' di confusione può fare anche comodo in questo momento della partita a Istrana, metterla anche sul piano nervoso. Qui Favaretto, il tiro, trova il fallo, e se si parla di piano nervoso Favaretto sicuramente si trova a casa sua, porta a casa 2 tiri liberi per accorciare le distanze al cronometro fermo. Torna in campo Bigliatto al posto di Chiapperini, che ha dato un importante contributo in questi 2 minuti e 59 secondi. Favaretto segna il primo. Il secondo invece sfortunato, rimbalza 2 volte sul ferro per poi uscire. Lorcella dall'altra parte con del balzo, passaggio per la compagna che però sbaglia il rimbalzo di Perocco, fallo di Cela, è il quarto del suo match per il faro offensivo di Bolzano. Vediamo se anche questo episodio può cambiare un po' le sorti del match. Zamuner lascia a Favaretto l'onere di portare sul pallone. Allora Zamuner, spazio per la tripla, invece no, si va a Favaretto, prende il fondo, penetrazione, Zagni, Zamuner, ancora Zagni, palla dentro, Perocco con la sinistra non trova l'aiuto del tabellone, qui ha rinunciato a un paio di tiri che potevano essere presi Istrana e poi si addormenta in difesa lasciando un'autostrada per la penetrazione. Non deve commettere questi errori, soprattutto in questo momento Istrana che torna sul -8. Qui Zamuner fino in fondo, niente da fare, bel taglio della numero 9 che non riesce però a concludere, poi Bigliatto finisce per commettere il fallo.
dentro Zanatta, fuori Perocco. Strana deve stare più attenta soprattutto in difesa, perché sappiamo che le rimonte partono da lì. Qui prova l'anticipo Zamuner, non arriva però. Brava Zanatta comunque a chiudere lo spazio per la tripla. La penetrazione va dentro fino in fondo, difesa con la D maiuscola di Favaretto. Zamuner si butta per terra, mette le mani sul pallone, porta a casa il possesso grazie alla regola della freccia. (5 minuti e 44 secondi sul cronometro). Istrana che prova a rimanere in qualche modo in partita con le unghie e con i denti nonostante le difficoltà di giornata. Allunga la difesa Bolzano, vediamo se anche le poche rotazioni di Bolzano possono dare qualcosa in più di Istrana in termini di energia. Qui Favaretto ancora contro Cela, il cambio difensivo, Favaretto vuole mettersi in proprio, la numero 10 le sporca il pallone, lo alza, Zanatta però non riesce a gestirlo. Allora dall'altra parte Bernardoni, movimento di Cela, brava Zamuner ad accorgersene, bravissima però al numero 10 a segnare il canestro in reverse. Più 10 Bolzano che prova a mettere in ghiaccio il risultato. Zamuner va vicino alla palla persa, l'ultimo tocco però è di colore rosso. Allora time out di coach Torresan quando mancano esattamente 5 minuti al termine. E la differenza tra le due squadre che è tornata sulla doppia cifra. Coach Viale che chiede di continuare così alle sue ragazze, ovviamente. Istrana che invece sembra in grande difficoltà sotto diversi aspetti, fisico, a volte anche tecnico per qualche errore di troppo, ma soprattutto mentale, qualche distrazione di troppo, come la penetrazione lasciata in qualche possesso fa alle avversarie a Petronio, che ha trovato i 2 punti del più 8 dopo che Istrana sembrava essere tornata quantomeno a ridosso per portare dalla sua partita. Vediamo se arriverà un episodio magari simile alla tripla di Favaretto, al canestro di Favaretto a inizio quarto, per recuperare questa partita, quantomeno metterla in discussione. Rossetto, palla per Zamuner, deve andare al tiro, non si accorge dei secondi e altra ingenuità di Istrana. L'avevamo appena detto, evitare questo tipo di errori. Ne è stato subito commesso uno. Qui Zamuner su Cela a zona, ora Istrana invece no, rimane a uomo. Bernardoni scarico, Cela, penetrazione, prende il fondo, trova la difesa di Gasparini che sembrava essere arrivata in orario all'appuntamento con la numero 10, non è di questo avviso direttore di gara. Allora, 2 tiri liberi per forse anche chiudere il match per il numero 10, segna il primo. Segna anche il secondo, si torna quindi alla differenza che c'era tra le due squadre all'inizio del quarto. Ora Istrana che prova, ma sembra veramente avere grandi difficoltà anche solo a costruire un tiro pulito. Qui ci prova Rossetto, trova il fallo della difesa.
fallo di Bernardoni, quindi 2 tiri liberi per il numero 15 e quarto fallo per il numero 9. Fuori biglietto, dentro Perocco per Istrana. Primo libero di Rossetto è buono. Il secondo invece non va a segno, poi raddoppio, fallo in attacco evidente e forse un piccolo episodio per Istrana c'è, con Rossetto che porta a casa un possesso e fallo in attacco bonus, quindi per Bolzano. Vediamo se una piccola scintilla è scattata. 11 punti da recuperare in 4 minuti sono comunque tanti, però vediamo se arriva quantomeno la reazione per Istrana. Non è proprio convinto di questo fischio coach Viale, invece Palla Paronetto sembra più che convinto stavolta del fischio del direttore di gara e ci tiene anche a sottolinearlo al coach. Rossetto rischia la palla persa, ma la tiene viva per Bertoldo, palla per Perocco, va al tiro importante ma sbagliato, secondo ferro per lei. Allora Mingardo, palla per Cela, a zona ora Istrana e recupera il pallone. Due giocate ottime queste dal punto di vista difensivo per Istrana, che ora però deve mettere anche a referto qualche canestro per provare a recuperare lo svantaggio. Allora Rossetto, Perocco con spazio, niente da fare, sono i suoi tiri, oggi però non sembrano voler entrare. 11 punti di differenza tra le due squadre, un monte da scalare per Istrana che ora si sposta a zona con Bolzano che va al tiro, rimbalzo, altro tiro e probabilmente la partita si chiude qui con più 13 per Bolzano. Bisogno di un miracolo in pratica Istrana per tornare in partita. Qui Zagni, palleggio, tiro, niente da fare, Bertoldo fuori per Gasparini, Perocco, tiro da 3 punti anche per lei, segnato, si torna sul meno 10. Altro piccolo squillo, ma tutto molto ancora, tutto troppo timido ancora per anche solo sperare di ribaltare la situazione. Qui Bernardoni abbastanza furba nel prendere questo fallo che comunque c'è, e Istrana che entra in questo momento in bonus. 2 minuti e 19 secondi da giocare, 42-52 il punteggio. Bolzano ancora palla in mano, palla dentro, recupero di Rossetto solo per un attimo, fallo non si è ben capito di chi, probabilmente di Rossetto. Altro fischio opinabile, ma comunque 2 tiri liberi per Del Balzo. Il primo con un po' di fortuna entra.
Entra anche il secondo, 2 su 2 più 12 Bolzano, 2 minuti e 11 secondi dalla fine. Dentro Bigliato, coach Viale chiama ancora la difesa per non lasciare niente di intentato. Vediamo se Istrana ci prova fino alla fine con Bigliato. Tiene il perno, palla per Rossetto, Perocco, finta, palleggio, resto e tiro da 2. Niente da fare, presumibilmente si chiude qui definitivamente il match. Ancora Bolzano, altro tiro di Petronio, altro rimbalzo offensivo di colore rosso. Ancora Petronio, palla dentro del balzo, fallo di Bigliato. Altri 2 tiri liberi per il numero 14. Coach Tolesan che chiama time out per comunque giocare fino alla fine di tutta la partita. Quando ormai il risultato sembra ormai certo. Strana che oggi non ha giocato all'altezza delle prime 5 uscite del campionato, dove nonostante anche le 3 sconfitte aveva messo in campo delle ottime prestazioni. E c'è d'altra parte Bolzano che ha reagito molto bene all'ultima sconfitta, nonostante un'assenza sicuramente pesante come quella di Profiser, una delle migliori giocatrice del roster con 47 punti totali fino ad ora, la seconda miglior marcatrice della squadra, terza miglior marcatrice della squadra. È venuta qui a Istrana a mettere tanta aggressività, tanto agonismo, tanta voglia di vincere, una difesa solida e un attacco che ha lasciato, diciamo, da parte il primo quarto con soli 7 punti, poi non ha avuto più intoppi. Qui Zanni, palla per Bigliato, dentro per Perocco, Rossetto, penetrazione, scambia ancora per Perocco, dentro, bella azione questa di Istrana, Bigliato però non riesce a finalizzare, arriva il contatto anche da dietro, poi Rossetto le sfugge il pallone, brava qui Bernardoni a sporcare il possesso. Fa girare il pallone Bolzano con calma, qui sforza anche se non è necessaria la giocata, poi dall'altra parte Favaretto poteva andare da sola, ha deciso di lasciare il pallone a Zanni, diciamo se anche questo è un po' la copertina della prestazione di squadra di Istrana, perché comunque nonostante le ore Favaretto i suoi 16 punti sicuramente li ha fatti, però come squadra tante decisioni sbagliate, anche semplici come in questo caso per il numero 22, sancisce la vittoria con la penetrazione del numero 8 Bernardoni. Vediamo se Istrana ci prova comunque fino alla fine, tiro di Bigliato lungo, rimbalzo di Bolzano che non sembra voler giocare l'ultimo possesso. Allora termina qui, Curi si sta in pallacanestro Bolzano, prestazione incolore per Istrana che perde per 42-58, invece grande prestazione di carattere per Bolzano che ritrova la vittoria. Allora noi prima di andare a sentire i 2 allenatori vi ricordo i prossimi impegni per le 2 squadre, con Bolzano che sarà impegnato in casa sabato 8 novembre alle 18 contro la Sistema Rosa Pordenone, trasferte invece contro le Lupe San Martino per Istrana domenica 9 novembre alle ore 19, per poi tornare qui tra le mura amiche del
pallaparonetto sabato 15 novembre alle ore 20:30 contro l'Interclub Muggia. Urli di rito per Istrana e anche per Bolzano. Aspettiamo un attimo per andare a sentire i due allenatori. Applauso comunque del pallaparonetto per le proprie ragazze. Foto di rito per Istrana, urlo invece per Bolzano. Andiamo ora a sentire i due coach. Coach Vialli probabilmente sicuramente molto soddisfatto della partita. Vedremo invece le prime impressioni anche di coach Torresan per la sconfitta. Vediamo se riusciamo subito a intercettare il coach di Bolzano. Buonasera coach, intanto complimenti per la vittoria sofferta ma voluta fino in fondo e meritata, quindi prime impressioni? Prime impressioni, ti dico la verità, eravamo venuti abbastanza preoccupati perché Istriana sta giocando un bel basket, l'abbiamo visto, sono riusciti a espugnare Montecchio l'ultima e noi a Montecchio abbiamo fatto tanta fatica. Siamo venuti fuori anche da una partita contro San Martino dei Lupari che ci ha lasciato un po' l'amaro in bocca perché non doveva finire così. E una cosa all'altra, ti dico la verità, ho aumentato l'aggressività durante la settimana perché non si può andare avanti, anche se ho delle vecchie, però non me ne frega assolutamente nulla, devono fare il basket aggressivo e penso che mi avete sentito quando continuo a urlare attaccare il canestro. Attaccando il canestro si fa i 2 punti che sono importanti e tante volte si prende anche il fallo e si va a fare il tiro e il gioco da 3. Penso che questo sia stata la chiave, che abbiamo attaccato il canestro, perché all'inizio eravamo fatto 0 su 13 da 3, proprio una cosa da paura. Per fortuna mi hanno seguito, mi hanno ascoltato e dai, siamo contenti perché è la prima trasferta che vinciamo, facciamo un viaggio di ritorno contenti. Esatto, quindi prima trasferta vinta, e dove deve migliorare questa squadra per vincere anche altre trasferte e qual è l'obiettivo quindi della stagione? Io ti dico, l'obiettivo è sempre più in alto possibile perché bisogna cercare di andare più in alto possibile. Stiamo aspettando anche il rientro di Nena, che è la nostra giocatrice la greca che si è operata al crociato. Se tutto va bene per i primi di gennaio avremo dentro anche lei. Bisogna un po' migliorare a gestire la palla. Ho una difficoltà sul play perché non ho proprio un play di ruolo puro, e allora tutte si adattano, bravissime perché tutte si adattano a portare su palla. Avete visto Cristiana, avete visto Cuba, tutte, allora ecco, queste sono i due cose fondamentali, però il cappello di tutto questo è l'aggressività. Se aggressività e voglia di fare, penso che delle soddisfazioni ce le portiamo a casa. Perfetto, grazie coach, complimenti ancora per la vittoria. Queste le parole del coach di Bolzano. Ora sentiamo l'altra faccia della medaglia di coach Torresan. Buonasera coach. Oggi dopo 5 prestazioni comunque buone di Istrana, prima prestazione mi sento di dire incolore della squadra, prime impressioni? Incolore è un aggettivo che non avrei mai usato, però più o meno è quello, sì, diciamo incolore. Credo Bolzano ha fatto una buona partita, sicuramente la cosa che più balza agli occhi è una differenza di intensità clamorosa, cioè noi eravamo
molto meno intense di loro, abbiamo perso rimbalzi in attacco, tutte le palle, quelle famose 50-50 ball, sono andate tutte a loro, più attenti a guardare se l'arbitro fischiava o se l'avversaria si appoggiava. Sì, è una partita con poca intensità, io direi una brutta partita di Strana sicuramente. Va bene, allora aspettiamo il ritorno tra 2 weekend e vediamo, speriamo in una prestazione sicuramente migliore. Speriamo che sia stato un episodio. Vabbè, grazie coach. Allora dal palazzetto Gibeppi Paronetto è tutto, Diego Benendo e Streaming Sport vi salutano, buona serata e buon weekend.